Oggi vi porto in un posto spettacolare, peccato che piove, però ne vale veramente la pena. Spero di fare la strada giusta perché non vorrei sbagliare, anche perché qua è il terreno è un po' scivoloso, ci sono tantissime foglie per terra e continua a piovere. Non c'è nessuno, sono solo. Ma questo non mi preoccupa. Cominciamo col piccolo. Adesso guardate, guardate che bellezza! Mi si è girato anche l'ombrello. Una cosa spettacolare. Siamo sul fontanone del Goriuda. Guardate il mio ombrello. Si è girato, adesso provo ad avvicinarmi. C'è un vento pazzesco. Però è veramente fantastico. Mi ero portato anche il drone, volevo fare delle riprese dall'alto, però mi sa che oggi è una cosa un po' impossibile da farsi, visto il vento che questa cascata provoca. Veramente, è una cosa fantastica però. Adesso sono sotto in questa grotta, guardate. Provo ad andare ad avvicinarmi un attimino. È veramente fantastico. Siamo quasi alla fine di novembre. Adesso mi trovo dietro la cascata. È bellissima, bellissima.
il comune di Chiusaforte, in un altro punto bellissimo anche questo, veramente, non sto scherzando. C'è un'altra cascata qua, non so se sentite il rumore, adesso ve la faccio vedere. Ho trovato delle trincee, adesso provo a salire, vediamo se riusciamo. È che è un po' un casino, guardate. Non so se riuscite a vedere le trincee, non tanto. Sempre sto posto magnifico. E il terreno è quello che è. Da qua è ancora più bello, più bella la cascata. Immagino che ancora più su sia veramente magnifico. Però intanto continuiamo a salire noi. Io salgo, ci sono quasi. Ecco qua le trincee, vedete? Bellissime. Sarà un'impresa riscendere. Vediamo dove stiamo andando. Ecco qua l'ingresso. Però volevo andare a vedere un attimo la cascata da quassù. È fantastico. Qua sembra, c'è un'aria qua sembra ci sia quasi una piscinetta, bellissimo. Però adesso volevo addentrarmi nella trincea, vediamo cosa c'è di bello. Tanto vi faccio vedere anche questa dall'esterno. Bellissimo! Devo dirvi che è veramente fantastico, un viaggio fantastico oggi, bellissimo. Pensare che qui si combatteva una volta. Adesso vi faccio vedere cosa ho trovato. Siamo quasi a fine novembre, però ci sono ancora, non so se è commestibile però. Un funghetto, 2 funghetti. Devo dirvi che oggi sono capitato veramente in posti veramente stupendi. Stupendi. Peccato che il tempo non mi permette di girare di più. Sono sempre in
nel comune di Chiusaforte, nella provincia di Udine. Mi dispiace effettivamente non riuscire a girare, a farvi vedere altri posti, perché sarebbe veramente fantastico. Vediamo nei prossimi giorni se riesco a tornare, perché veramente me ne sto innamorando di questi posti. Adesso provo a prendere un altro sentierino qua, vediamo. Intanto vi faccio vedere anche il